Immaginate di trovarvi in un cimitero nell'intento di preparare una nuova fossa. È novembre, il terreno è duro, l'aria gelida vi condensa il fiato. Con voi ci sono solo gli altri 4 colleghi e i morti, naturalmente. Poi, di colpo sollevate lo sguardo e i vostri occhi incontrano qualcosa di inspiegabile. Una figura alta, scura, che apre grandi ali e spicca il volo dagli alberi che circondano il camposanto. Tutto ciò è realmente accaduto a 5 uomini il 12 novembre del 1966 in un cimitero di Clendenin. Questa testimonianza, per quanto folle e improbabile vi possa apparire, è solo il primo capitolo di un romanzo intitolato L'uomo falena. Le apparizioni di questa creatura sono quasi tutte concentrate a metà degli anni 60, in un'area che comprende gli stati americani della Virginia occidentale e l'Ohio. La più famosa apparizione del mostro, secondo in ordine cronologico, accadde nella cittadina di Point Pleasant, nel West Virginia. Il 15 novembre del 1966, solo pochi giorni dopo il primo avvistamento, 2 coppie di sposi stavano percorrendo di notte una strada che fiancheggiava una fabbrica di TNT, la dinamite, caduta in disuso dagli anni 40. Erano Roger e Linda Scarberry e i loro amici Steve e Mary Mallette. Fu allora che scorsero presso il cancello dell'edificio 2 intense luci rosse. Incuriositi, i ragazzi scesero dall'auto e andarono a controllare. Di certo non avrebbero mai immaginato che le 2 luci erano 2 grandi occhi rossi. Stando alle testimonianze, la creatura sembrava un uomo, ma alto più di 2 metri. Fatto non trascurabile era che mostrava grandi ali ripiegate sul dorso. I giovani, presi dal panico, tornarono all'auto e fuggirono. La creatura non si accontentò di spaventarli, spiccò il volo e si gettò all'inseguimento della loro automobile. La sua apertura all'aria era di quasi 4 metri e riusciva senza sforzo a eguagliare la velocità della macchina lanciata verso il centro abitato. L'essere si stancò dell'inseguimento quando l'automobile raggiunse Mason County. Terrorizzati, i giovanotti raccontarono della loro incredibile esperienza al vice sceriffo Millard Halstead. Benché il fatto rasentasse l'incredibile, l'uomo non lo archiviò come una burla. A proposito dell'avvenimento disse: «Conosco questi ragazzi da quando sono nati. Non si sono mai messi nei guai e quella notte erano davvero spaventati, li ho presi sul serio». Come in molti casi fu la stampa a trovare il nome azzeccato per quella creatura che fu chiamata Mothman, l'uomo falena. Da quel momento in poi i suoi avvistamenti si susseguirono in ogni parte della zona. Il giorno successivo i preoccupati cittadini della città tornarono muniti di armi a perlustrare la zona, ma il gruppo di coraggiosi non riuscì a scoprire alcuna traccia del suo passaggio. Forse perché nel frattempo l'essere era da un'altra parte, come affermò la famiglia Wemsley, che si era messa in viaggio per visitare degli amici, i coniugi Thomas, che abitavano in una zona denominata Igloo, a causa dei molti edifici a cupola usati come deposito per esplosivi nella seconda guerra mondiale. Arrivati dai Thomas, i Wemsley dichiararono di aver avvisato una strana creatura alata, con fulgenti occhi scarlatti e ali dietro la schiena. La creatura raggiunse il porticato dell'abitazione dei Thomas, sbirciando da una finestra, proprio mentre il signor Wemsley stava informando la polizia dell'accaduto. Avvistamenti simili si susseguirono nei giorni seguenti. La mattina del 25 novembre il signor Uri stava percorrendo la statale 62 quando, proprio nei pressi
pressi della fabbrica, l'uomo falena spiccò il volo e seguì la sua vettura per un lungo tratto. A Charleston, il 27 dello stesso mese, la signora Foster notò la strana creatura nel proprio giardino, mentre durante la notte l'uomo falena fu avvistato da due ragazzini nelle vicinanze della statale Albans. Non si sa con esattezza cosa sia questa creatura, demone, alieno, messaggero di sventure o attivo realizzatore di fatti inquietanti. Molti dichiarano di averlo visto poco tempo prima che si verificasse qualche disastro, il crollo del Silver Bridge di Point Pleasant nel 67, oppure l'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl nell'87, persino l'attentato alle Torri Gemelle. E innumerevoli sono le teorie sulla sua natura, come anche quelle su una sua possibile spiegazione razionale. Ma la verità, come sempre, è celata in due inquietanti occhi scarlatti.